Si era presentata a casa loro per riscuotere gioielli e denaro per pagare la presunta cauzione per liberare le figlie coinvolti in brutti incidenti stradali e si era fatta consegnare oggetti di valore e contanti. Dopo mesi di indagini, la squadra mobile di Padova ha individuato e arrestato una quarantenne napoletana responsabile di 2 truffe ai danni di altrettante anziane padovane. Gli episodi risalgono alla scorsa estate. Nel primo caso la donna si era fatta consegnare circa 5.000 euro in gioielli da un ottantenne, facendole credere che sua figlia avesse investito una ragazza e che fosse necessaria una consistente somma di denaro per far fronte alle cure mediche. Nel secondo episodio la quarantenne aveva estorto ad una 85enne diversi gioielli e monili d'oro, facendole credere che le 2 figlie fossero state arrestate e per ottenerne il rilascio corresse la somma di 4.000 euro. La donna aveva dato tutti i gioielli e monili che aveva in casa per un valore complessivo di circa 5.000 euro. In entrambi i casi la truffatrice si era presentata a casa della vittima dopo le telefonate da parte di un complice che si era presentato come appartenente alle forze dell'ordine e che aveva usato toni minacciosi. In un caso era stata fatta anche ascoltare nel corso della telefonata una voce femminile spacciata per quella della figlia dell'anziana che implorava la madre di consegnare tutto alla malvivente. La squadra mobile di Padova è risalita alla quarantenne rintracciando i percorsi fatti dalla donna quando si era presentata nelle case delle vittime a Mortise e a Piazzola sul Brenta e grazie ad un tatuaggio che aveva al braccio. Si tratta di una persona già nota per episodi di truffa. Ora, dopo essere stata rintracciata a Napoli, si trova nel carcere femminile di Secondigliano.